Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano. Ragazzi, fantacalcio posto la giornata perché c'è stata la pausa. Fioi, il Bode sta letteralmente dominando il mondo, signori. Il signor Atletico mai stato vince ancora 2-0 con l'Orco Giuda. Va in classifica, va veramente, veramente bene. Vediamo, è stato premiato come al solito da Immobile, Mertens, cioè hai rotto anche le palle, Bode. E da De Vrij, grandissima prestazione porta a casa 2-0. Nella prossima giornata si abbasseranno un po' i voti, i puntesi, nel senso 76 forse un po' troppo, abbiamo visto che la media giusta è 70 per il primo gol, quindi 70 per il primo gol. Io pareggio con Real Guinda, prestazione a dir poco schifosa, è segnata anche bene perché Real Guinda per 2 punti non ha fatto la vittoria. Penso che con 70 terminiamo la scala dei gol, quindi 70 per il primo gol e poi tutti gli altri sempre uguali, quindi cambia solo il primo gol. Dopo gli intervalli sono identici chiaramente. Anche Atletico Torino porta a casa una vittoria pesantissima, un buon 2-0. Lui è favorito da Parolo, da Immobile, Zelinski non gioca. E niente, diciamo la Lazio ha regalato la vittoria più Reina che ha fatto un buon set in pagella. Immobile quest'anno veramente, chi ha preso Immobile ha beccato la sua stagione di grazia. I dominatori sexy invece non riescono a fare nulla di buono a parte il gol di Dzeko e Simeone. Pur con 2 gol, tutti gli altri disastro. Donnarumma lasciamo perdere, quindi niente da fare. Andiamo a vedere la classifica. La classifica vede un Bode in fuga a 11 punti, secondo Poleman 10, poi Tonino 9, Padova 8, Dominatori 6, Picchia 5, Guinda 3, Orco Giuda 1. Veramente siamo messi male, in questo momento siamo qualificati per l'Europa League noi, perché i primi 4 vanno in Champions dal quinto all'ottavo in Europa League. Un Bode veramente devastante, in questo momento è vero che ha solo un punto di vantaggio, ma se vogliamo gli score, che è la cosa più importante nel fantacalcio, è messo veramente, veramente bene. Non ne ha persa neanche una, insomma, a differenza di più 9, miglior attacco, non ha la miglior difesa che ce l'ha Poleiman, però insomma, grande, grande roba. Andiamo a vedere il prossimo turno, ragazzi. Il prossimo turno per noi è un'occasione da non perdere. Purtroppo c'è Bellotti rotto, però siamo in casa contro l'ultima della classe. Quindi bisogna assolutamente portare a casa i 3 punti. Il Bode fa visita all'Atletico Torino, squadra rognosa, mentre Polemo va a dare al Guinda, un'altra squadra da tenere sotto d'occhio. Vabbè, insomma, ragazzi, non so neanche parlare perché, ripeto, sono incazzato nero perché in 2 fantacalci che faccio sto facendo schifo, purtroppo. E anche qua, per il momento, quinto posto, Europa League. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Prossima giornata per me deve essere importante, dobbiamo assolutamente battere l'ultima della classe perché sennò veramente inizia la crisi per i dominatori sexy. Ciao!